Quest'anno è un anno un po' particolare, oltretutto perché abbiamo aumentato i ristoratori e anche i comuni, cioè tutto questo circuito si sta ampliando e oltretutto abbiamo anche un testimonial importante che è Red Canzian, che oltre ad essere vegano comunque porta avanti questo asparago, questo prodotto nostro che comunque è parte integrante del nostro territorio. Il territorio racconta la sua storia attraverso il gusto e lo fa anche quest'anno con il circuito dei ristoratori di Cimadolmo, che a partire dal 7 di aprile sfoggeranno una lista di menù rigorosamente a base asparago per deliziare turisti e non. Il 7 maggio poi in piazza Cimadolmo si terrà il tradizionale concorso dell'asparago bianco di Cimadolmo, l'unica vera mostra concorso tra tutti i produttori del territorio, che potrebbero quest'anno essere almeno un centinaio. Già gli antichi romani venivano a Cimadolmo per gustare questa meraviglia della natura. E poi quando mi hanno detto, ma senti, ma perché non ci dai una mano a, così, insomma, a fare da testimonial a questo prodotto? Ho detto di sì, perché sono quei valori aggiunti della nostra terra che vanno sicuramente valorizzati. Una rassegna importante, la 42esima. Quest'anno l'asparago di Cimadolmo IGP aderisce alla manifestazione Germogli di Primavera, che unisce all'insegna del gusto molti territori della Marca trevigiana. Bisogna sempre ricordare ai consumatori, io dico sempre alla signora Maria che va dal fruttarolo o va a fare la spesa al supermercato, che i nostri contadini si alzano all'alba e per coltivare questo prodotto si spaccano la schiena, e quindi anche se costa un po' di più il prodotto certificato veneto, da una parte ricordo che è un prodotto migliore e certificato, dall'altra parte diamo anche magari qualche soldino e qualche reddito in più ai nostri coltivatori che non hanno sabati e domeniche, che magari mantengono anche un bell'ambiente pulito e coltivato.